Continuare nelle idee della Lega in un percorso diverso, in un percorso che mi libera un po' da una situazione di imbarazzo all'interno di un partito che molto spesso magari ti devi guardare più alle spalle rispetto a quelle che sono le energie da spendere per arrivare a degli obiettivi. E quindi in questo momento, in questo frangente, senza rimproverare niente alle opportunità che mi ha dato la Lega in particolare, e soprattutto anche in questi 5 anni che mi ha visto appunto con Zaia proseguire un percorso per garantire molto spesso certe criticità che il Veneto ha dovuto affrontare, questo sicuramente non posso non riconoscerlo. Però appunto liberarmi di quello che poteva essere un po' stretto in questo momento per dire seguo il cuore, seguo un amico come Flavio Tosi che senza andare contro nessuno può in qualche maniera iniziare magari un percorso di rinnovamento anche della politica. Ripeto, senza abbandonare sicuramente quelle idee, quegli ideali che sono della Lega, che restano miei personali e che sicuramente continueranno a essere anche la direttiva delle mie scelte politiche. Se ci sarà appunto la competizione, ci sarà il confronto e ci sarà appunto una corsa opposta. Però, ripeto, non nelle idee, perché penso che nel programma, in quelli che sono gli obiettivi, anzi rimarcheremo quelli che sono secondo me gli obiettivi di una Lega che forse in questo momento ha spostato nell'ambito anche degli indirizzi politici, soprattutto nazionali. Rimarcare l'autonomia del Veneto, di un territorio, di una possibilità appunto di poter decidere liberamente, allargare invece a un scenario più ampio nazionale e anche magari non rispettando quelli che erano gli obiettivi di una Lega che si è sempre dichiarata né di destra né di sinistra. Qua invece qualcuno pensa che spostandoci più verso una parte si possa arrivare a risultati più importanti, sicuramente magari a livello di sondaggi, ma poi i sondaggi devono concretizzarsi su quelli che sono il voto, il risultato elettorale, ma soprattutto la concretezza di quello che prima come messaggio devi poi dimostrare di saper portare avanti alla gente. Li ho visti Zaia e Salvini la settimana scorsa in occasione appunto della presenza di Salvini nel territorio padovano e sicuramente in questo momento la necessità magari di avere il supporto anche di chi può avere dei consensi personali diventa anche interessante sotto l'aspetto della presenza nelle liste. Qualcuno mi garantiva appunto un posto, però non è il posto che fa in questo momento la differenza. Penso sia l'obiettivo di poter dare ancora qualcosa, non so in quale maniera, a quello che è un progetto veneto che ha bisogno soprattutto di concretezza e di risposte ai cittadini.